Meno di 2 mesi al referendum consultivo del prossimo 16 dicembre per la fusione tra comuni, ben 26 in tutta la regione Veneto, che potrebbero dare vita a 10 nuove entità. Tra questi a fare la parte del leone, con 5 paesi chiamati all'unione, la Val Brenta, all'appello Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna e Campolongo sul Brenta. 5 amministrazioni pronte a compiere il passo dell'accorpamento, scegliendo come slogan una scelta consapevole per il futuro. Noi oggi chiudiamo la fase di comunicazione istituzionale per poi lasciare aperte le attività dei comitati a sostegno. Questo territorio già da anni lavora insieme, ha fatto un percorso lungo, condiviso, quindi diventa la fase finale di un cammino che parte da lontano. Qui si tratta di fare un salto in avanti per il futuro del nostro territorio e quindi puntare all'unità politica, meno sindaci, meno assessori e un governo unitario del territorio. L'idea dell'unione, della fusione è un'idea vecchissima. Parte da lontano ed è partita anche da Solagna direttamente, quindi è una cosa che sembra vecchia però è attualissima e guarda il futuro. Un'azione mirata e condivisa da tutte le amministrazioni comunali della Val Brenta. Da soli non andiamo da nessuna parte, cioè solo attraverso l'unità delle forze riusciamo a fare qualcosa che serve per la valle. E parlo di infrastrutture, di assistenza sociale, sportiva, eccetera. Quindi altrimenti rimaniamo solo ad operare per piccolissime cose. E arrivano alcune rassicurazioni ai cittadini. Non verranno chiusi, diciamo, i singoli comuni intesi come municipi, perché comunque i servizi di base verranno garantiti in ogni comune. Comunque l'identità dei singoli paesi rimarrà in quello che sono le comunità, in quello che sono le associazioni che operano nei singoli comuni. Se passerà il sì, il nuovo comune, Val Brenta, avrà sede a Carpanè. Ci saranno un sindaco, 4 assessori e un consiglio espressione della fusione. Per ogni vecchio ente un prosindaco nei singoli palazzi municipali. Insomma, dicono i sostenitori del sì, meno spese in termini di personale e più guadagni. Sono convinta che la scelta sarà sicuramente per il sì, perché è un'opportunità importante, è un'opportunità che non possiamo lasciarci scappare per decidere tutti assieme del futuro della nostra valle.